famosissime frecce tricolori, ma in questo carro non vedete nessun aereo di ultimissima generazione tecnologicamente super avanzato, bensì una sgangherata truppa aerea composta da vecchi velivoli monoposto con dei simpaticissimi piloti anni 50, con tanto di berrette e occhialoni. Sono tutti uno diverso dall'altro, nei colori, nelle forme e soprattutto nei volti dei piloti. Ma cominciamo a descrivere questa allegra carovana. A fare da apripista, e io lo vedo già, abbiamo il nostro primo aereo. Purtroppo è dovuto atterrare a causa di un guasto meccanico, infatti è trainato dal suo rimorchiatore. A seguire troviamo il gruppo in maschera composto da circa 30 elementi. Vogliono rendere omaggio ai piloti presenti ma anche passati. Infatti, oltre a quelli in tuta militare, potete vederne alcuni che indossano un costume in stile vintage. Ma passiamo ora al carro vero e proprio. Sulla rampa di controllo troviamo un altro aereo. Il suo pilota sembra avere una gran voglia di decollare. Affronta la rampa, la sale fino al bordo, ma la paura è il sopravvento e allora torna indietro per farsi coraggio. Dentro di lui, più in alto, altri due aerei hanno già spiccato il volo e continuano a questi sopra il carro. Infine al povero aereo verde non rimane che guardare il pubblico mentre attende che gli scrivere la pista per poter decollare. Alle loro spalle appare la torre di controllo da dove partono tutte le trasmissioni radio indispensabili per far volare i nostri piloti a suon di musica. Lasciatevi coinvolgere da questa allegra truppa, le frecce colorate. Il gruppo si propone con i divertirsi a raccogliere fondi per sostenere il patronato del nostro dibattito